27% dei giovani occupati è aiutato economicamente dai genitori, il 28% delle persone di età compresa tra i 35 e i 40 anni vive con i soldi di mamma e papà, una condizione che coinvolge circa il 90% di chi ha tra i 18 e i 24 anni. Questi dati testimoniano con forza il livello di difficoltà che attraversano non solo le nuove generazioni, ma anche coloro che magari hanno già costruito una propria famiglia ma che non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Circa l'80% dei giovani ritiene che non ci sia futuro in Italia e la maggior parte di loro, se solo avessero un po' più di coraggio, sarebbe disposta a trasferirsi all'estero. Per i giovani padovani, studenti e non, il sostegno della famiglia rimane fondamentale. Io sono uno di quelli, al momento sto ancora studiando, quindi non ho possibilità di andare a vivere per conto mio. Quindi i tuoi ti aiutano in cosa? In tutto, perché anche trovare lavoretti da poco diventa un problema. Io penso che i giovani vorrebbero poter essere indipendenti, ma oggi è abbastanza difficile. Quasi tutti gli studenti, se chiedi, vivono con i soldi dei genitori, perché purtroppo trovare un lavoro è difficile. Anch'io adesso sto cercando un lavoro e trovo difficoltà a farlo. Sono fuori sede e quindi non avendo ancora un lavoro mi aiutano parecchio. Mi hanno sempre detto se hai bisogno chiedi e adesso fortunatamente ho trovato un lavoro, quindi insomma cercherò di arrangiarmi, ecco. Io in parte lavoro, però comunque mi pagano l'università, la macchina, la benzina e poi appena comunque se devo fare qualche viaggio, qualcosa, cerco di pagarmelo io per non pesare troppo. Poi dipende dalla benzina, dalle cose più stupide, penso che anche... Tu non lavori, giusto? Sì, ma non, sarei uno studente più che altro. Nel tuo caso in cosa ti aiutano? Beh, in tutto, se studio.